caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Benvenuti ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca. Sono Claudio Campagnolo e di fronte a me ho Giampaolo Pinton. Benvenuto Giampaolo. Grazie a voi. Giampaolo è presidente dell'Associazione Bartolomeo Cristofori Amici del Conservatorio. Come mai questa definizione così estesa? Beh, c'è una grande tradizione musicale a Padova, proprio rappresentata dal Conservatorio Pollini, che è uno dei conservatori più importanti in Italia. Pensate a circa 1 migliaio di studenti, di cui un 15% dall'estero, presenza numerosa dei cinesi. Curiosi. I cinesi. Ma poi vi dico anche perché i cinesi. E quindi il direttore del conservatorio, che è uno dei personaggi più importanti della cultura padovana, nel suo DNA ha una creatività innata per le iniziative musicali che possono dare valore ulteriore a questa straordinaria città, perché è una città che è uno scrigno di storia, di cultura, di ricchezza di personaggi che poi vedremo. Allora si è inventato un festival. Naturalmente un festival ha una giustificazione se può essere utile anche a valorizzare cosa? Un brand musicale, come si dice in termini di marketing culturale, no? E il brand che è stato usato è di Bartolomeo Cristofori. Ecco, ricordiamo a chi, ad esempio a quei pochi, io mi auguro veramente pochissimi, non conoscessero Bartolomeo Cristofori, chi era e perché è così famoso. In realtà la domanda che lei mi ha fatto è appropriatissima, perché se lei fa un'indagine on the road, come si dice, no? Lungo la strada e chiede chi è Bartolomeo Cristofori, io l'ho fatta, 6-7 persone su 10 non lo sanno. Non sanno chi è Bartolomeo Cristofori. Ed è un padovano che ha inventato il pianoforte, lo strumento più amato al mondo, lo strumento più suonato assieme alla chitarra, ma hanno delle nature tecniche diverse. E come si è inventato il pianoforte Bartolomeo Cristofori? Lo volete sapere? Certo che lo vogliamo sapere, l'abbiamo invitata apposta. E allora questo Bartolomeo Cristofori, nato nel 1655 a Padova, è battezzato qui vicino in via 20 settembre nella chiesa di San Luca Evangelista. Oh, l'abbiamo preso un po' alla lontana, comunque prego. Ma lontana, ma siamo già, certo, alla cosa importante, e dire che nasce come artigiano cembalaro, un nome un po' grossolano, ma così si chiamavano i produttori artigiani di cembali. E lui ha avuto uno sviluppo veloce, si è fatto notare subito come cembalaro sostanzialmente. Quindi il pianoforte è figlio del cembalo in un certo senso? No, è figlio di Bartolomeo Cristofori che era un cembalaro, è diverso. Allora cosa succede? Passa casualmente per Padova, perché doveva andare al Carnevale di Venezia, il Granduca di Toscana, il principe Ferdinando Medici de' Medici, la famiglia più potente dell'epoca, il più grande mecenate che l'Italia abbia avuto, oltre i papi, e viene segnalato Bartolomeo Cristofori come cembalaro. Si ferma, lo conosce, capisce subito che il ragazzo è geniale e dice: guarda, la prossima settimana vieni a Firenze, sei ingaggiato e diventi il cembalaro di corte. Bartolomeo è partito per Firenze e lì ha lavorato silenziosamente. È diventato anche liutaio, cembalaro, liutaio, e Ferdinando vedeva questo genio crescere nella sua officina laboratorio che aveva e dice: Bartolomeo, tu devi studiare uno strumento che non esiste. Principe, come faccio? C'è qualcosa qui che lo puoi elaborare. Guarda quello che stai pizzicando. È giusto che tu lo pizzichi? Bartolomeo ci riflette e dice: non lo so, glielo dirò fra un po'. Passano settimane o passano mesi, si rincontrano e fa: io avrei un'idea. Vogliamo provare a non pizzicare le corde, ma a dargli un colpettino con uno stantufino? Scusate il linguaggio semplicistico, ma penso sia più simpatico. Capire, esatto. Penso sia più simpatico spiegarle in questo modo qua. In poche parole, nasce così il
primo strumento che non si chiama pianoforte, ma si chiama fortepiano. E perché? Perché dice lo possiamo far battere forte e lo facciamo far battere piano lo stantufino, il Bartolomeo. Però insomma l'evoluzione dello strumento è veloce, nel 1700 nasce il primo pianoforte. E su questo ci fermiamo un istante, cedo la parola alla regia e torniamo a parlare di Bartolomeo Cristofori con questa affascinante narrazione che ci sta facendo Giampaolo Pinton. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Rieccoci in studio, ci mancava la chiusura sull'evoluzione di questo strumento che ha inventato Bartolomeo Cristofori. Sì, la chiusura è veloce, nel senso che fatto il prototipo, come si dice, nel 1700 nasce un primo vero pianoforte. E nel 1722 nasce il secondo pianoforte, nel 1726 nasce il terzo pianoforte, sostanzialmente ne ha fatti 3. Questi 3 strumenti sono tuttora in circolazione nel mondo, uno è a Roma, uno è a Lipsia e uno a New York. È curiosa la storia di Roma perché è l'ultimo, se non vado errato, perché l'ha usato anche Benedetto Marcello, il veneziano famoso del quale abbiamo sentito la musica straordinaria anche nel film Anonimo veneziano. No? E questo pianoforte viene ceduto dai Marcello ai Conti Cittadella Padovani e i Conti Cittadella Padovani lo cedono ai Giusti del Giardino. Poi non lo so, perché nella ricerca che ho fatto non ho trovato la storia, è arrivato in qualche modo al Museo della Musica di Roma e lì si trovano. Ma volevo concludere dicendo che la ricca produzione di strumenti di questo straordinario genio, di questo artigiano artista, che possiamo chiamare artigianista, in realtà con un neologismo, ha fatto 174 strumenti tra cembali, spinette, liuti e i famosi 3 pianoforti che l'hanno fatto diventare famoso al mondo, per i quali i colleghi tedeschi si sono combattuti perché sostenevano di averlo inventato loro, invece un secolo dopo è stato ufficialmente riconosciuto come l'inventore del pianoforte, chiusa la faccenda, anche se i più grandi costruttori di pianoforti, vi ricordo, sono i tedeschi, sono i francesi e gli inglesi. Chiudo con una chicca: il pianoforte è talmente amato che ci sono 34 milioni di cinesi che stanno studiando il pianoforte. Bene, allora complimenti ai 34 milioni di cinesi, ai 34 milioni di pianisti cinesi. Ma io mi chiedevo, mentre tu ci affascinavi con questo racconto, come mai un genio di tale portata, penso appunto a Padova, noi abbiamo avuto Giotto, abbiamo avuto Galileo Galilei, entrambi non nati a Padova, come mai un padovano così che è nato in questa città non gode di altrettanta fama rispetto ai maestri che ho appena citato? Domanda interessantissima che tra l'altro implica un po' il coinvolgimento, tra virgolette, della mia cultura di marketing e anche i miei studi che sono storici per quanto riguarda l'aspetto culturale della nostra città. Il fatto è che molti nomi sono poco promossi proprio dalle entità che dovrebbero promuoverli. Mi tolgo tanto di cappello nei confronti del maestro Armellini, che ha avuto finalmente l'idea di promuoverlo. Noi stiamo cercando di organizzare un busto di Bartolomeo Cristofori, cioè un personaggio paragonato, come dicevo, dagli inglesi al genio di Leonardo da Vinci, ha una via. Difatti, vi racconto una battuta: facendo l'indagine così on the road, conosce Bartolomeo Cristofori. Bartolomeo Cristofori
Sì, è una via. Dico, una via. Quarta a destra. È una via se c'è un personaggio, ma non è una via. Ecco, per dire che veramente non so risponderle perché non è così conosciuto come altri personaggi. Dico solo però che Giotto ha 300.000 promotori, ambasciatori, tutti gli anni in giro per il mondo. Che sono i visitatori, non parliamo del Teatro Anatomico di Galileo, che ha l'università. Insomma, andrebbe riscoperto da parte soprattutto di chi è in grado di diciamo che lo stiamo veramente rilanciando o lanciando, perché il festival che noi facciamo ogni anno porta il suo nome e quindi è scusate la ripetizione, ma un brand culturale che dovrebbe diventare di tutto il mondo. Stiamo lavorando molto all'estero perché vengano a vedere il Festival Bartolomeo Cristofori, per il quale dobbiamo ringraziare alcune entità di sostenitori padovani. Voi lanciate il festival, io devo lanciare la pubblicità, ci sentiamo tra poco. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Abbiamo affrontato un po' la storia dello scrigno culturale che non viene valorizzato in questa città e bisognerebbe coinvolgere i cosiddetti stakeholder, ovvero i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto, come appunto valorizzare dal punto di vista culturale e non solo la propria città. Ma è un discorso che affronteremo magari in una delle prossime trasmissioni. Tornando invece a Bartolomeo Cristofori, a cui è dedicata l'associazione di cui lei è presidente, avete scoperto qualche fatto curioso, qualche aneddoto che vada al di là dell'aspetto musicale? Ritornando a Bartolomeo Cristofori, anche lui aveva la passione della gastronomia, oltre alla musica. Ricordo che la passione per i dolci di Mozart, il filetto alla Rossini e tutto il resto della tradizione. Che cosa ci ha lasciato di curiosità gastronomiche Bartolomeo? Lui sostanzialmente si è portato dietro 2 cuori gastronomici, il cuore della terra dove è nato, quindi tutta l'area dei dolci veneziani e del pesce, e l'area dove si è sviluppato e è diventato il personaggio della Toscana, e lì si è affascinato alla cacciagione da una parte, che era piatto di tutti i giorni a casa dei Medici, ma i maestri artigiani mangiavano molto bene, non mangiavano ciò che avanzavano i signori, ma mangiavano come i signori. E i funghi che è una grande tradizione della Toscana. Lui era un appassionato di funghi? Era un appassionato di funghi e di prodotti, diciamo, che proprio la terra di Toscana ha sempre unito insieme, no? Ovviamente anche l'ottimo vino toscano è stato molto apprezzato, così dicono le note curiose che si possono trovare sia in internet sia in qualche libro. Non ce ne sono molti sulla storia di Bartolomeo Cristofori, come ci sono pochissime immagini. Noi stiamo lavorando anche su un bel progetto a Padova. Vorremmo fare, con l'aiuto del Rotary, un busto in onore di Bartolomeo Cristofori, che non c'è. Bene, allora in attesa di questo busto, nel frattempo io ringrazio Giampaolo Pinton per questa carrellata su questo personaggio così importante ma così poco noto. Ringrazio tutti voi per l'ascolto, alla prossima. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top Salus e Uno Magazine.